Le cantine del Salus Pater sono una cooperativa agricola che nasce nel 1949, ma la produzione ha avuto inizio nel 1955. Nel corso degli anni l'azienda si è concentrata nella produzione di uve Carignano, soprattutto di uve Carignano, che hanno luogo qua nell'isola di Sant'Antioco, dove avviene la produzione principale in termini qualitativi. Infatti nell'isola abbiamo circa 100 ettari di vigneto e che sono interamente allevati su piede franco. Quindi utilizziamo questa tecnica che non prevede l'utilizzo del portainnesto di vite americana, ma piantiamo la pianta europea nella sua interezza tramite la tecnica dell'attalea. Questo garantisce ai vigneti una grande longevità. I nostri vigneti quindi hanno un'età media che è circa 50 anni, ma è anche superiore in molti casi. Alcuni di essi hanno un'età che supera i 100 anni. Questo ci permette la produzione di uve che hanno una qualità eccellente. Infatti queste uve sono ricche di sostanze fenoliche e hanno una concentrazione di sostanze organiche molto elevata. Tra l'altro le tecniche culturali rispettano interamente quelli che sono i dettami della tradizione, quindi l'utilizzo delle potature corte tramite la tecnica dell'alberello latino. Le lavorazioni sono fatte interamente a mano. Va detto che produciamo anche una certa quantità di uve vermentino, di uve monica, Cannonau e Moscato, che completano la nostra gamma dei prodotti. La produzione più importante è comunque quella del Carignano, che è la nostra principale produzione. L'azienda ha un fortissimo legame col territorio, infatti i nostri vini cercano di rispettare il più possibile quello che è la natura dell'uva e la qualità organolettica che nasce in vigna. Quindi il lavoro che si fa in vigna è quello assolutamente di rispetto del territorio e di grande tipicità e identità del vino rispetto a quelle che sono le caratteristiche del terroir di quest'isola. Le sabbie sono uno degli elementi essenziali, infatti l'isola nella sua parte nord è composta da un terreno che è prevalentemente sabbioso e questo è proprio ciò che ci permette la produzione sul piede franco. Infatti sulla sabbia non è possibile la proliferazione e l'esistenza di un piccolo insetto che si chiama Fillossera ed è l'insetto che attacca la radice della pianta europea e la distrugge. Nell'isola di Sant'Antioco questo insetto non è mai arrivato e questo ha permesso appunto il mantenimento di questa tecnica antichissima che è quella del piede franco. Inoltre l'isola ha una caratteristica dal punto di vista climatico essenziale, infatti è dominata dai venti di maestrale che ci aiutano nella produzione delle uve in quanto mantengono una certa pulizia in vigna. Oltretutto questi vigneti sono spesso molto vicini al mare e questa vicinanza al mare garantisce una certa sapidità e una certa mineralità alle uve e di conseguenza ai nostri vini. Quindi i nostri vini praticamente rispecchiano appieno quello che è l'identità di questo territorio. Assaggiando una bottiglia, un bicchiere Salus Pater si può sicuramente assaporare quelli che sono i sapori e i profumi dell'isola di Sant'Antioco.